Bel colpo, sono caduto. Buonasera a tutti, scusate il ritardo, cominciamo con qualche minuto di ritardo il nostro progetto Sardinia Tourism Call to Action, Masterclasses Webinar, quindi 5 webinar durante tutto il mese di giugno, organizzati da GEASA naturalmente, Società di Gestione dell'Aeroporto di Olbia, collaborazione con l'Assessorato del Turismo della Regione Sardegna e naturalmente il patrocinio di Enit, il patrocinio di Invitalia e di Tourism Plus, lo spin-off dell'Università di Economia e Management del Turismo di Olbia. Facciamo questi 5 appuntamenti in prosecuzione del programma dello scorso biennio e andremo a toccare una serie di argomenti interessanti sollecitati da molti di voi, da molti di quelli che hanno partecipato al programma 2018-2019. E lo facciamo con una squadra di grande spessore. Confermiamo quella che è la squadra del passato biennio, quindi Joseph Eyark, il nostro fuoriclasse del Destination Management, certamente Gianluigi Tidia, detto insopportabile per gli amanti di Twitter, ma grande professionista dei social. Lo facciamo con 2 docenti universitari molto, molto attenti ai fenomeni turistici, Antonio Usai, che è qui in presenza insieme a me, e Gianfranco Fancello, che invece si connetterà da Cagliari. E last but not least Robert Piattelli, uno delle anime fondatrici della BTO, un nostro partner da tempo, un amico. Quindi con questa squadra abbiamo costruito questo programma. 5 appuntamenti, oggi partiamo alla grande, partiamo con Andrea Fontana, ma prima di tutto vorrei farvi dare i saluti e il benvenuto al nostro amministratore delegato, l'ingegner Silvio Pippo Bello, che è qui con noi. Grazie Lucio, direi che non potevo mancare insomma, a questo appuntamento, perché è di grandissima importanza, essendo il primo appuntamento di questo tipo dopo questa tragica chiusura, no, che ci ha visto fermi, ha visto praticamente la Sardegna, la nazione, ma anche tutto il pianeta fermo per diversi mesi. Siamo alle porte della stagione turistica. Abbiamo tutti cercato di darci da fare, ci siamo impegnati per poter recuperare almeno una parte della stagione che ci attende, e abbiamo messo in campo tutto ciò che potevamo mettere in campo, e una delle cose una delle iniziative che noi mettiamo in campo è appunto questo evento del Call to Action, che ha avuto grande successo negli anni passati. È un'iniziativa che viene fatta in collaborazione, l'hai detto tu adesso, con la Regione Sardegna, che finanzia appunto l'evento. Lo scorso anno è stata molto interessante, abbiamo parlato di tutto ciò che il turismo offre, non collegato al marino balneare, quindi abbiamo parlato di enogastronomia, di turismo attivo, di percorsi religiosi, di turismo religioso. Quest'oggi, mi pare che lo stavi già accennando tu, parliamo di 3 cose importanti che mi piacciono molto, quindi sarò anche curioso di seguirle tutte e 3. Lo storytelling è importantissimo, perché è uno strumento formidabile per promuovere ciò che tu vuoi fare, cioè quindi arricchire il tuo programma con anche diciamo dei contorni accattivanti, no? Questo dovrebbe essere il tema trattato da Andrea Fontana. Il secondo tema è legato a un turismo che per noi è molto importante, il turismo del mercato tedesco, e poi abbiamo anche l'amico Eyark, che ci parlerà dei comportamenti dei turisti pre e post Covid, quindi argomenti interessantissimi.
Ripeto, un appuntamento interessante perché è il primo appuntamento che dà diciamo, il calcio d'inizio alle iniziative legate alla stagione 2020, che devo dire due parole, ecco, si presenta come si presenta. Dal punto di vista nostro, dell'aeroporto, i vettori principali, i nostri partner, hanno confermato tutti i programmi che erano stati già diciamo, prospettati prima del Covid. Partiranno tutti con una certa progressione. Adesso siamo partiti come sapete, con i due collegamenti per Roma e per Milano, quindi Fiumicino e Malpensa, fra poco Linate, con Alitalia. Siamo pronti per partire col mercato nazionale, che però bisogna dare il tempo anche ai vettori di organizzarsi. Sarà quindi un avvio che vedrà i primi voli partire da metà di giugno. Ci sono anche dei collegamenti interessanti che non c'erano lo scorso anno, Ancona, Trieste. Abbiamo dei collegamenti fatti da Volotea, insomma, che aumenta del 40% il traffico, anzi i posti offerti rispetto allo scorso anno, e poi partiremo con tutti i voli, anche quelli internazionali, a partire dai primi giorni di luglio, quindi il 3-4 luglio, vedremo tutta la rosa di voli che normalmente siamo abituati a vedere durante l'estate. Speriamo che, insomma, che ci siano poi i passeggeri, perché è stato un po', forse non volutamente, ma purtroppo si è creato un clima un po' di confusione che insomma, si può anche capire in circostanze di questo tipo, che hanno forse creato delle barriere verso il turismo nei confronti della regione Sardegna, cioè della nostra isola. Però noi siamo fiduciosi, i vettori vogliono ripartire e siamo pronti. Ecco, questo è il primo evento che noi facciamo, ci apriamo diciamo, al pubblico specializzato in turismo, quindi agli imprenditori turistici, e siamo ansiosi di partire col primo tema che, come tu hai detto, no? È lo storytelling. Quindi buon lavoro a tutti quanti. Grazie Silvio. Sì, abbiamo tempi un po' stretti, per cui andiamo dritti al punto. Abbiamo l'onore e la fortuna di avere con noi via streaming Andrea Fontana. Andrea Fontana è un sociologo della comunicazione, un docente universitario, è quello che ha fondato un master sulla narrazione, sulla scienza della narrazione, è autore di diversi libri sullo storytelling strategico, oserei dire. Io ne ho letto uno che è molto interessante, che è lo storytelling d'impresa, che vi consiglio. Quindi siamo davvero molto curiosi di ascoltare Andrea. Quindi Andrea, a te la parola.
Andrea, perdonaci, c'è un problema col tuo audio. Eccomi qua, forse adesso mi Ce l'hai sentite? disattivato, potresti attivarlo? Adesso mi sentite? Mi sentite? Sì, sì, Andrea, ti sentiamo. Perfetto, allora ricomincio un attimo quello che stavo dicendo. Allora, se vogliamo oggi parlare di storytelling, ci sono due considerazioni da fare molto importanti. La prima è a chi si parla, a chi si racconta, cioè i pubblici. I pubblici non sono più un target univoco e indifferenziato, ma sono pubblici molto diversi e fra poco li vedremo e poi anche gli altri ospiti sono sicuro oggi ne approfondiranno il tema. La seconda questione è che se parliamo di storytelling, questa strana parola un po' esoterica, lo storytelling alla fine è la capacità di rappresentarsi, di raccontarsi attraverso testi, immagini, video e questo oggi è molto importante perché non devo essere certo io a dire che un'immagine in questo momento su Instagram può generare moltissime ricadute a tantissimi livelli. Questo ci tengo a sottolinearlo perché noi in Italia di solito abbiamo un po' la tendenza a partire da noi stessi, no? E quindi la mia azienda, il mio territorio, ti racconto la mia azienda e il mio territorio. Certo, è importante, ma in realtà il nocciolo di tutto è capire il momento di vita dei pubblici che vogliamo coinvolgere e costruire una rappresentazione testuale, visiva, sonora, eccetera, eccetera, ad hoc per loro. Quali sono i pubblici oggi? Ce ne sono tantissimi, ma ci sono fondamentalmente, almeno dal punto di vista di chi si occupa di storytelling, poi qui ci sono diverse discipline rappresentate oggi e sono sicuro che i miei colleghi scenderanno ulteriormente nello specifico. Questi tre pubblici sono pubblici che hanno vissuto questo evento pandemico con grande paura e grande disagio, perché dobbiamo ricordare che questo evento ha toccato l'Italia in modo diverso. Io l'ho vissuto a Milano, ho fatto questi 3 mesi a Milano e vivere la pandemia a Milano, a Brescia o a Bergamo è stato sicuramente diverso che viverla in un paese collinare in Toscana, con tutte le differenze del caso. Quindi pubblici impauriti che probabilmente si approcceranno al turismo, in qualche modo alle organizzazioni che lavorano nel turismo con molta prudenza. Quindi pubblici prudenti implicano un certo tipo di racconti che poi vedremo. Ci saranno probabilmente dei pubblici molto ottimistici o molto ottimistici nel senso che hanno voglia di, come dire, ricominciare, ripartire e hanno voglia di viaggiare. Tra l'altro alcune ricerche confermano che c'è questa tendenza e quindi i pubblici ottimistici o comunque più propositivi vanno in qualche modo coinvolti in modo diverso da quelli che sono più prudenti e poi dei pubblici più critici, cioè soggetti che in qualche modo magari viaggeranno, magari cercheranno mete turistiche e territoriali, ma saranno molto critici nel farlo e anche questi hanno bisogno di racconti diversi. Quindi questo è molto importante, se io oggi sono un soggetto che opera nel turismo, un'istituzione che vuole raccontare un territorio, devo tener conto che non posso semplicemente dire venite da me perché il mio, come dire, la mia località è bella, estetica e si sta bene. Devo costruire dei racconti mirati per chi è prudente e il racconto di prudenza implica il conforto, quindi incominciamo a dire che dobbiamo costruire storie di conforto e storie di cura, molto importante. I pubblici ottimistici avranno bisogno di essere coinvolti e quindi avranno bisogno di storie, chiamiamole sorridenti, dove in qualche modo ci sia futuro, no? Propositività, non solo benessere e salute. E poi i pubblici critici avranno bisogno di storie informative, avranno bisogno di chiarezza, di informazioni. Quindi le tre parole chiave che vorrei dare così come primo passaggio sono conforto, storie di conforto, storie di propositività e storie informative. Questo credo sia importantissimo farlo oggi
per differenziare la comunicazione e per in qualche modo tenere conto del vissuto con cui i diversi mondi turistici e non solo, i diversi nostri clienti si approcceranno a noi. Andrea, Sì? abbiamo un po' di problemi tecnici come avrai visto, quindi vai pure avanti secondo la tua scaletta. Ok, allora provo a condividere anche un documento che avevo preparato per essere ancora più chiaro. Vediamo se riusciamo a condividere lo schermo. Chiedo conferma della condivisione. Riuscite a vedere? Io ti posso confermare, sono Robert Piattelli, buongiorno, buonasera. Benissimo, grazie mille, grazie del feedback. Sì. Allora, Io ho cambiato lo sfondo, vi ho messo la posta da Amalfi, perché in questo momento sono qua, per cui almeno Perfetto. ci geolocalizziamo. Benissimo, allora vi stavo dicendo, questi tre pubblici, come vi dicevo prima, saranno probabilmente pubblici che caratterizzeranno in diverse percentuali la relazione commerciale che noi avremo con loro. Vanno coinvolti in modo diverso naturalmente e bisogna costruire storie diverse. Ci sono dei nuovi temi, se parliamo di storytelling, che possiamo dedicare a questi tipi di pubblici naturalmente, e in grande sintesi vi faccio vedere quello che oggi è uno schema usato, uno schema strategico che ci può aiutare a orientarci nelle storie che dobbiamo raccontare e nelle modalità con cui mettere in fila testi, immagini, video per i nostri profili social, per i nostri siti, per le nostre attività di relazione con i nostri clienti, no? Allora, in sintesi, le grandi storie oggi sono di 5 tipologie. Le storie, come dicevamo prima, di conforto e di cura, che si dedica a una causa, fondamentalmente. Pensate oggi quanto è importante dedicarsi e mostrarsi vicini alle persone. Storie di potere e le storie che in qualche modo cercano di lottare, tra virgolette, contro mostri, no? Pensate appunto il Covid, quanto è stato dal punto di vista e quanta necessità di rassicurazione ci sia. Le storie che portano grandi valori, grandi sogni, le storie che portano fatti concreti alla risoluzione di problemi, come vi dicevo prima, probabilmente le persone più critiche avranno bisogno di sentirsi rassicurate su come noi risolviamo i problemi relativi alla sicurezza, alla salute, all'igiene, eccetera, e le storie di esplorazione, e cioè la possibilità di raccontare le nostre attività come attività che possono fare esplorare e scoprire nuovi mondi, nuove parti di noi anche. Questa indicazione è importante, secondo me, e secondo chi fa storytelling come me, perché se noi abbiamo i tre pubblici di prima, è chiaro che un pubblico ottimista e più propositivo va coinvolto con storie di esplorazione, un pubblico più cauto e prudente va coinvolto con storie di cura, e un pubblico più critico va coinvolto con storie di fatti, no? Dove noi gli diciamo: guarda, non ti preoccupare, nella mia regione, nel mio ristorante, nel mio hotel o nelle mie attività in senso lato, io risolvo i problemi così, così e così. Questo, ribadisco, è fondamentale perché ci aiuta, è una bussola che ci aiuta a costruire contenuti fondamentalmente. Altra grande questione, teniamo presente che noi veniamo da temi molto importanti, no? Nella pubblicità, nell'immaginario in qualche modo della comunicazione contemporanea.
Questi ho cercato di mettere in fila i più importanti: l'individualismo, no? La diversità, l'incontro, il dialogo. Pensate alle pubblicità che vedevamo fino a febbraio 2020, diciamo così, prima del 21 febbraio 2020, quante pubblicità avevano contenuti di questo tipo? Gente che viaggiava, gente che dialogava, gente che esplorava, gente che era felice, no? E che dava performance di vita. Oggi siamo passati e stiamo passando a temi anche ulteriori, non solo questi, e vi faccio qualche esempio che ho messo in fila. Intanto un rinnovato interesse al tema della famiglia. Work family è un termine inglese che alcuni studiosi anglosassoni adoperano non tanto per definire la famiglia in quanto tale, ma la comunità, no? Quindi il nuovo ruolo della comunità. E guardate come in questa immagine c'è la rappresentazione anche molto semplice di una comunità micro, che in questo caso è una vera e propria famiglia, ma può essere anche invece, per esempio, un insieme di persone, quindi la reciprocità delle persone. Questo è un grande tema che abbiamo visto in modo molto forte in questi ultimi 2 o 3 mesi. Altra grande questione: il fatto di dare presenza e sicurezza. Oggi c'è tutto un tema di come le aziende, non solo grandi, ma anche piccole o medie, o anche un semplice professionista può prendere posizione con la sua presenza su un tema specifico, che sia un tema di salute, un tema economico o un tema addirittura geopolitico. Altra grande questione: le destinazioni e i destini, nel senso che ogni destinazione è anche un destino che si decide di portare avanti, no? L'andrà tutto bene era un modo per definire una meta finale, nella sua semplicità chiaramente, e pensiamo in questo caso a come Esselunga ha sviluppato tutta una narrazione su questo tipo di tematica specifica. C'è un'altra nuova e grandissima tematica che è l'intimità. Questa è un infomercial, è una pubblicità commerciale di Nike che è andata in onda anche questa negli ultimi 2 o 3 mesi. Play for the World, la potete trovare tranquillamente. È una pubblicità dove ci sono ovviamente spazi vuoti e dove poi gli atleti non si fanno vedere nel loro macismo o, come dire, forza epica, ma nella loro intimità di casa, a riflettere su di sé addirittura. Quindi un grandissimo cambiamento. C'è tutto un tema enorme di gentilezza e gratitudine, fondamentale oggi essere in qualche modo come dire, vicini agli altri, se dobbiamo confortarli e farci vedere gentili, perché l'aggressività, anche se c'è molta aggressività con tutto il dibattito sugli hate speech o meno, paga sempre meno da un punto di vista commerciale. E poi, grande tema che dicevamo prima, la cura, il conforto, la riflessione. Questa è un'altra bellissima pubblicità andata in onda ultimamente di Ikea, dove praticamente la casa diventa una piccola tenda dove noi ci possiamo rifugiare e prenderci cura di noi. Ecco, altra tematica fondamentale, questa quando l'ho vista mi ha molto toccato e impressionato: la prudenza e gli affetti prudenti. Questa è una campagna fatta da McDonald's in molte parti del mondo, dove addirittura abbiamo una marca che destruttura il proprio logo. Sapete che il logo di McDonald's è fatto di 2 archi incrociati, uniti, in questo caso per ricordare che dobbiamo essere, come dire, che doveva esserci un certo tipo di distanza sociale, gli archi vengono separati. Quindi grande attenzione alla prudenza. E quindi tutto quello che in qualche modo noi avevamo come possibilità di racconto oggi viene implementata enormemente da nuovi temi che sono fondamentali per chi vuole fare ovviamente attività di comunicazione. Questi temi diventano immagini, ribadiamolo, come spero di avervi fatto vedere con gli esempi di piccoli e grandi spot che abbiamo mostrato, diventano testi, diventano anche produzioni visive e soprattutto sono da usare
sia per raccontare i luoghi, le persone, gli oggetti, le situazioni all'interno di quella che è quella bussola che vi ho fatto vedere prima, che in qualche modo ci riporta sempre al centro della nostra questione, no? Noi possiamo raccontare le persone, i luoghi, le aziende, i brand, le nostre attività come attività di cura, come attività che portano nuove opportunità, come attività che in qualche modo generano un valore condiviso, come attività che danno delle garanzie e come attività che permettono di scoprire nuove possibilità, nuove interlocuzioni in senso lato. Questo personalmente lo adopero in termini sia di progettazione di un racconto, perché la cosa importante è capire il racconto che si vuole fare, sia in termini di lettura dei pubblici. I pubblici, come dicevamo prima, sono oggi differenziati e sapere che un pubblico sta vivendo un momento di prudenza ci aiuta a definire se dobbiamo raccontarci più con immagini, testi e video di cura piuttosto che di performance, fatti ed esplorazione. Ecco, questo mi sembra un discorso abbastanza importante che possiamo fare sullo storytelling in senso lato. Chiudo velocissimamente facendovi vedere come i diversi brand che vi ho mostrato poi possono essere posizionati, no, su questo piccolo modello, e un esempio velocissimo, spero di non offendere nessuno, ma non solo brand aziendali ma anche brand personali. Vi consiglio l'attività che ha fatto per esempio Filippo Lamantia, che seguo come semplicemente follower in senso lato. Lamantia, se noi vediamo come ha usato questa bussola, si è posizionato. Io qui ho preso alcuni suoi post della sua attività Instagram proprio per cercare di concretizzare questo genere di modello. Si è posizionato soprattutto su prese di posizioni forti in termini di valore, su come lui si è organizzato con le sue attività, con fatti sostanzialmente, e poi un racconto esplorativo dei suoi prodotti in senso lato e dei suoi servizi. E ancora una volta, se noi andiamo a vedere i post, al di là del posizionamento, troviamo che ci sono stati l'uso dei singoli temi di cui abbiamo parlato prima, i temi nuovi, quindi l'intimità, la riflessione, la prudenza, la reciprocità, il fatto di costruire nuovi destini, la sicurezza, la gentilezza. Ecco, queste tematiche oggi fanno la differenza. Altro esempio non aziendale ma di personal branding, quindi per capire come queste tematiche possono riguardare le grandissime aziende ma anche i singoli. Vi segnalo questi altri content makers, chiamiamoli così. Loro si chiamano Millian Family, è una famiglia che ha deciso di girare il mondo e di raccontarsi nelle attività che fa, e anche loro nella loro attività online, potete trovare il sito Like Millian, piuttosto che hanno diversi profili social, si sono posizionati su questo modello che vi ho mostrato. Loro hanno deciso anche loro di portare avanti un racconto di cura, un racconto di forza e di valori e un racconto esplorativo. E qui, se andiamo a vedere i singoli post, piuttosto che testi, piuttosto che immagini, ecco, vi ricordo sempre, lo storytelling è fatto di immagini, testi e rappresentazioni. Queste che vi sto facendo vedere sono rappresentazioni. Possiamo scoprire che non hanno solo un posizionamento, ma ancora una volta ritornano i temi che vi ho proposto come temi ulteriormente efficaci per raccontarsi e coinvolgere oggi. Ultimo esempio che voglio farvi in termini di personal branding, lei si chiama Leila Beecher, la trovate, questo è il suo profilo Instagram, e è una farmacista, quindi un profilo molto particolare, e lei è di Codogno e quindi ha raccontato la pandemia, e non solo, perché adesso il suo racconto sta andando avanti naturalmente, durante i mesi più duri.
Anche lei si è posizionata su questo nostro modello in un certo modo, ha deciso di portare avanti un racconto di cura, un racconto di fatti, un racconto di forza in senso lato, e anche qui tornano, se andate a vedere, ad analizzare i diversi post, le diverse foto, i temi o i sottotemi che vi ho mostrato prima. Ecco, tutto questo ragionamento per arrivare a dire cosa? Che non dobbiamo oggi essere grandissime aziende per dover fare storytelling. L'importante è sostanzialmente capire come posizionarci, e quindi qui il modello che vi ho mostrato ci aiuta, no? Soprattutto rispetto ai pubblici che abbiamo, e capire in base alle nostre posizionamenti e ai pubblici che abbiamo se dobbiamo poi aggiungere ai nostri classici contenuti o messaggi chiave che abbiamo come imprenditore, come tourist operator, come comunicatori, ulteriori tematiche che qua potete vedere, che poi diventano a loro volta bussole che ci orientano per individuare immagini e testi efficaci. Io spero di avervi dato in questa mezz'oretta un quadro complessivo di quello che oggi può essere l'applicazione dello storytelling per coinvolgere di più pubblici sempre più differenziati e sempre più disorientati, ricordiamocelo, perché siamo in un momento anche di grandissimo disorientamento che ha bisogno, ribadisco, perché è il termine chiave secondo me oggi che ci dobbiamo un po', almeno che io vi vorrei consegnare, è conforto. Hanno bisogno di grande conforto, grande vicinanza e grande ottimismo anche. Ecco. Quindi grazie dell'ascolto e spero di avervi dato un primo quadro. Allora intervengo io perché sennò ci sono vuoti. Grazie, davvero molto interessante. Vorrei portarti un po' sul terreno della Sardegna, perché abbiamo... Allora, c'è stata una piccola interferenza, riprendo io la linea. Andrea, la domanda è questa. Sai che la nostra narrazione, purtroppo la narrazione della Sardegna, è una narrazione prevalentemente stagionale, come una destinazione balneare prevalentemente, seppure di fascia alta. Questo modello, che porta un grosso problema di stagionalità all'interno, necessita di una narrazione diversa che possa cambiare il nostro posizionamento. Credi che possiamo riuscire a cambiare un pochino il paradigma collegato all'immaginario collettivo legato alla Sardegna? Sicuramente sì, siamo qua apposta per parlarne e credo che oggi il tema non sia soltanto un tema di comunicazione, ma anche come è rappresentato qua dai vari ospiti che ci sono, è un tema di sistema, no? Dobbiamo fare sistema e a livello comunicativo sicuramente dobbiamo passare da una comunicazione del territorio e del luogo come dicevamo prima, semplicemente come località turistica, al luogo che si candida da essere luogo in questo momento di risoluzione di problemi esistenziali, luogo di cura, luogo di sicurezza. Ecco, guardate che se facciamo questo passaggio, scrivendo in modo diverso i testi con cui ci proponiamo e trovando immagini diverse, abbiamo un effetto sui pubblici, quindi non è così scontato e auspico che si possa fare. Il come farlo e i tempi per farlo non sono epici, cioè non ci vogliono anni, ci voglie qualche settimana di progettazione e di produzione per poter in qualche modo incominciare ad offrire un racconto e un'immagine diversa ai pubblici e agli stakeholder che seguono il marketing territoriale e non solo. Domanda, io leggendo il tuo libro ho
ho visto il paradigma del ponte narrativo, che è veramente molto interessante, no? Lo ricordo brevissimamente, poi tu ci racconti bene come possiamo forse declinare la Sardegna all'interno di questo schema. Un racconto garante tu poni al primo posto, no? Cioè cosa sei in grado di fare, un racconto rappresentativo, cosa vuoi appunto rappresentare, un racconto di posizionamento che ci racconta perché siamo unici, racconta agli altri perché siamo unici, un racconto di fatti, quindi quali sono i nostri punti di forza, e poi il racconto del futuro, cioè qual è il nostro sogno, qual è il sogno che possiamo offrire ai nostri clienti barra turisti. E questo mi sembra davvero un punto di partenza straordinario per raccontare la Sardegna. Ma senza dubbio, e tra l'altro se hai notato e se gli amici che ci ascoltano hanno notato, è il modello che ho presentato prima fondamentalmente, sotto forma di ruota, no? Come dicevamo, quindi le storie di cura, di potere, di valore, eccetera. Noi dobbiamo cercare di trovare dei nuovi modi per costruire e definire sia i contenuti che ci rappresentano, sia le immagini. Allora, se noi oggi vediamo le immagini turistiche in senso lato in Italia, non ne faccio una questione della Sardegna in quanto tale, ma in senso lato, sono immagini e contenuti fondamentalmente vocati al racconto del bel luogo, giusto? Ecco, forse possiamo, come dicevi tu, usare anche altri pezzi e, come ho cercato di dimostrare un po' in questa nostra chiacchierata, altre aree della nostra identità e anche della nostra azione, no? Sociale. Pensiamo a come oggi, per esempio, se parliamo di marketing territoriale e di branding, i pubblici, soprattutto certi tipi di pubblici, e mi riferisco alla cosiddetta generazione X e generazione Z, che sono soprattutto la generazione X, quella che incomincia ad avere un buon potere di spesa, a come questi pubblici sono interessati ai temi sociali, all'ecosostenibilità, per esempio, a temi che come dire, generano una grande attenzione nei valori sociali. Ecco, un'altra cosa che noi possiamo fare a livello di marketing turistico è sicuramente prendere posizione su questo, e oggi poche regioni italiane lo stanno facendo, perlomeno per quello che posso vedere, e dall'altro lato invece abbiamo pubblici che sono molto desiderosi di sapere che cosa una regione fa a livello di ecosostenibilità, a livello di presa di posizione su valori importanti per la società e per la socialità, al di là dello stare bene in un bel luogo, ecco. Quindi ti direi anche questo. Bene, sei stato davvero molto prezioso. Io ti devo salutare perché, come sai, abbiamo un po' di interventi in scaletta Certo. e ci auguriamo di poterti avere ancora con noi in una delle prossime edizioni. Quindi davvero un grande grazie e arrivederci a presto. Grazie a voi, Darei ora grazie. la parola ai nostri esperti di dati. Avete già visto in collegamento il professor Fancello e il professor Usai. Parleremo naturalmente, ed è un appuntamento fisso, del call to action, di numeri, dati, informazioni e benchmarking. Quindi la parola al professor Gianfranco Fancello. Sì, buonasera a tutti. Intanto grazie alla GESAR per l'invito e anche quest'anno per il coinvolgimento su Sardina Call to Action. Un piacere per me essere qua. Il mio compito è quello, intanto saluto tutti i partecipanti, il mio compito è quello un po' di declinare alcuni degli elementi che riguardano il tema dei trasporti. Lo faremo con delle pillole, quindi un po' delle pennellate
in 4 dei 5 appuntamenti, e poi dedicheremo un appuntamento fisso che è quello del 24, che invece farà un focus proprio sul tema dei trasporti. Quindi io oggi volevo solo dare, visto il tempo brevissimo che poi divido insieme all'amico Antonio Usai, giusto 2 dati, 2 elementi, e poi porre sul tavolo delle questioni che poi affronteremo piano piano anche nelle giornate successive del webinar. Allora condivido anch'io lo schermo, se non sento nessuno significa che vedete, e quindi posso andare avanti. Allora, il tema era dove eravamo rimasti. Dove eravamo rimasti, vi faccio vedere giusto 2 slide sui dati che ci raccontano il trend dei passeggeri della Sardegna che sono arrivati attraverso le linee di trasporto marittimo negli ultimi 10 anni, quindi dal 2010 al 2019. E vedete che per quanto riguarda il trasporto marittimo c'è stato un incremento del 22,03% negli ultimi 10 anni, dove però l'andamento non è stato lineare, ma c'è stato un momento abbastanza rilevante nei primi anni di quest'ultimo decennio, dove addirittura si è quasi dimezzato il traffico, per poi risalire a valori circa pari a poco meno di 5 milioni, che erano il dato relativo al 2019. I dati che vi presento, questi dati sono dati acquisiti dal portale della Regione Sardegna, Open Data Trasporti, che è un portale molto ricco e soprattutto aggiornato di dati, e che quindi per gli addetti ai lavori è un utilissimo punto di riferimento. Quindi vedete diciamo un andamento abbastanza variabile che ci racconta alcune problematiche. Quando io ho visto questo grafico la prima volta ho immaginato che ci fosse stata in quel periodo un incremento sostanziale del trasporto aereo, quindi traffico rubato al trasporto, rubato tra virgolette, al trasporto marittimo a favore del trasporto aereo. Questo invece è il trend del trasporto aereo, dove sì, è vero, c'è stato un incremento negli ultimi 10 anni del 40%, quindi passiamo da un dato complessivo, dato che tra l'altro questo è fornito anche, è confrontato anche col sito di Asso Aeroporti, il sito nazionale, altro sito molto utile e interessante per gli addetti ai lavori, che fornisce dati aggiornati, dove passiamo da circa 6.479 passeggeri, movimenti globali, parlo di movimenti globali dei passeggeri dei 3 aeroporti sardi, sino al dato 2019 che è di circa poco sopra i 9 milioni, quindi un incremento del 40%. Se andiamo a vedere, giusto così un focus anche per specificare ciò che è successo negli aeroporti sardi, vediamo come, se vediamo in rosso l'aeroporto di Cagliari, in verde l'aeroporto di Olbia e in blu l'aeroporto di Alghero, invece la linea tratteggiata è il trend nazionale, ci accorgiamo che in particolare Olbia e Cagliari hanno avuto, qui addirittura è stato fatto negli ultimi 20 anni, un trend abbastanza simile a quello del trend nazionale, con una crescita rilevante sul trend nazionale, mentre Alghero, non è questo adesso il momento per entrare nel merito di ciò che è successo ad Alghero, ha avuto invece un andamento, seppur in crescita, molto più difficoltoso e altalenante. Comunque diciamo che se questo intervento l'avessimo fatto a gennaio o febbraio, quindi pochi mesi fa, avremmo detto tutti, io per primo, che ci aspettavo una stagione con un ulteriore più in crescita e con un ulteriore elemento in crescita. Cosa è successo? È successo questo, vedete foto di aerei fermi, di mezzi fermi, di strade vuote, parcheggi vuoti, navi e imbarcazioni ferme. La stima che fa Served di cosa nella filiera del turismo e dei trasporti succederà negli anni 20 e 21 ci fa 2 stime, propone uno scenario pessimistico e uno scenario, chiamiamolo base, e cioè ci dice questo: se non fosse successo niente nel 2020 saremmo cresciuti di un più 2,1%, nel 2021 di un più 2,3% rispetto all'anno precedente. Invece si stima in uno scenario diciamo medio, quindi non troppo pessimistico, una caduta al 2020 di un circa un meno 20,2%, ipotizzando quindi che da giugno in poi piano piano si possa risalire, per arrivare a un più 22% nel 21 rispetto al 20, ma rispetto al 19 con un meno 2,4%, cioè significa che ancora nel 21 Served stima
che non si ritoccheranno nel 2021 diciamo, i livelli di crescita avuti nel 2019. Lo scenario pessimistico invece, come potete vedere, stima una perdita di 43 miliardi nel 2020 e di 21 nel 2021, con quindi un meno 41,5% e globalmente rispetto al 2019 un meno 16,8%. Allora, il tema è questo, cioè il tema è un momento in cui va completamente i modelli che avevamo visto che ci indicavano una crescita rilevante vanno totalmente ripensati. Quali sono le questioni da affrontare e che affronteremo velocemente in questi giorni, in questi seminari, scusate. Intanto sul trasporto aereo c'è un problema, una questione legata alle compagnie. Le compagnie piano piano si stanno rimettendo in moto, c'è un problema di manutenzione di aerei fermi. Vi ricordo che gli aerei sono progettati per stare in volo e per stare fermi poche ore, qui sono fermi da 3 mesi, quindi c'è un problema di manutenzione e formazione degli equipaggi, c'è un problema aziendale di liquidità rilevante sul quale molte aziende si confronteranno. C'è un problema di tipologia di traffico che probabilmente cambierà nel medio periodo, perché è vero che abbiamo intanto c'è un'utenza turistica differente, ancora ora, ma sarà questo l'oggetto del racconto di questi giorni, non sappiamo come cosa succederà, molti sono alla finestra e guardano, ma sicuramente c'è un'utenza business che sta cambiando, se non altro perché tutta quell'utenza che magari si spostava su Roma e su Milano per riunioni, incontri, meeting, eccetera, verrà meno e quindi verrà meno alle casse delle compagnie un po' di liquidità. C'è una probabile, anzi c'è un sicuro aumento del costo dell'ora volata, determinate anche dai costi aggiuntivi determinati da questo, e quindi le tariffe che per ora rimangono basse, rimane un punto interrogativo su questo. Questione aeroporti, ma qui i colleghi e gli amici di GEASA sapranno essere sicuramente molto più specifici sulla gestione delle partenze, la gestione delle gallerie commerciali, gestione delle navette e di tutto ciò che riguarda l'accessibilità con i territori, che va ripensata, e quindi sul modello di trasporto, e riparlo di questioni che riguardano la nostra regione. Sapete che tra l'altro i giornali, uno dei principali giornali della Sardegna, i 3 giorni, che apre con un titolo a 9 colonne sulla questione degli aerei e dell'accessibilità, proprio perché è un tema caldo che riguarda sia il modello della continuità territoriale 1 e 2, che come sapete è stata recentemente prorogata, ma c'è soprattutto un grande punto interrogativo su come il modello low cost e in generale chi non partecipa a quel tipo di modello dovrà comportarsi. Quindi cercheremo soprattutto nel focus che faremo il 24 di giugno di affrontare questi temi. Sul trasporto marittimo, e vado a chiudere velocemente, c'è una questione molto importante relativamente alla gestione degli accessi nei porti, con i varchi automatizzati o non, con i controlli, con la gestione dei ritardi nelle supply chain per quanto riguarda le merci e sulla digitalizzazione dei processi. Altro problema fondamentale è quello del trasporto marittimo delle tariffe. Sapete che c'è stato un incremento dal 1 gennaio, non certamente determinato dal Covid, determinato dal fatto che le compagnie marittime sono state obbligate ad adeguarsi ad una direttiva europea, ma nel mentre il prezzo del petrolio è crollato in questi mesi e abbiamo toccato valori veramente quasi inimmaginabili pochi mesi fa, con invece una rigidità delle tariffe sul trasporto marittimo che non è adeguata a questo crollo del prezzo del petrolio e quindi probabilmente si intravede un aumento su questo o comunque non una diminuzione dei costi. Questione del trasporto passeggeri, cosa determina dal punto di vista della sanificazione delle cabine, della gestione dell'ipotesi di un positivo a bordo. Avanti a Cagliari si è scatenato un po' il panico perché si vociferava di una persona arrivata con all'interno di un traghetto che potesse essere positivo, e quindi immaginate cosa potrebbe voler dire bloccare il sistema. Allora bisogna avere dei protocolli chiari e questo definito. E poi c'è ovviamente il modello della crisi del modello crociere, dove si stima che ci sarà un meno 80% per quest'anno. Ultima cosa, trasporto interno. Non dimentichiamoci, quando parliamo di turismo e quando parliamo di non guardiamo solo al marittimo o all'aereo, ma poi le persone devono arrivare sui territori.
e quindi i modelli verso i quali abbiamo costruito l'accessibilità in questi anni, soprattutto sui collettivi riservati, penso alle navette, taxi collettivi, shuttle o carpooling, vanno rivisti e riorganizzati, quindi qui c'è lo spazio per quei processi di innovazione, soprattutto sulle modalità e sulle azioni da svolgere, veramente è elevato. È in crisi il rental car, non vi ricordo il fatto che Hertz negli Stati Uniti da questo punto di vista è chiuso, è saltata per aria, e soprattutto poi c'è la gestione dei trasporti collettivi non riservati, quindi TPL pubblico e privato, quindi per i sardi dico ARST e i concessionari privati, il TPL urbano, quindi sui sistemi di connessione urbano, e il sistema metro su ferro, che in questo momento è fortemente condizionato dagli elementi di distanza, e quindi anche qui sono necessarie azioni forti di integrazione tra chi gestisce l'offerta alberghiera, l'offerta ricettiva, e chi invece gestisce l'offerta del sistema di trasporto, perché solo attraverso una strategia di sinergia fra questi sistemi è possibile garantire dei servizi che possano migliorare o comunque non possano peggiorare l'accessibilità sul territorio. Allora, volevo darvi solo qualche elemento di riflessione, ma ci rivedremo anche le prossime volte. Do la parola, tolgo la condivisione e do la parola adesso al collega Antonio Usanze. Benissimo, Gianfranco, grazie. Ti dobbiamo interrompere perché il tempo è tiranno. Io ho finito. Benissimo, benissimo. Grazie Gianfranco, molto interessante. Abbiamo qui a fianco a me il professor Usai, al quale do la parola. Grazie Lucio, buon pomeriggio a tutti voi e un ritrovarci. Sono anch'io particolarmente contento di essere qui con voi oggi, è un'occasione nuova dopo questa pausa. Pensiamo che sia stata una pausa. È una pausa che ci ha visto protagonisti di una fase complessa, oltre alla quale però bisogna andare per cercare di vedere quali sono le nuove opportunità che possiamo trovare sul mercato. E allora cerchiamo di proseguire col filo che avevamo costruito tutti insieme nei nostri 3 appuntamenti dal mese di ottobre fino a gennaio del 2020 e ripartiamo proprio da lì. Se ricordate, le nostre analisi realizzate con il collega Gianfranco Fancello avevano l'obiettivo di consentire ad ognuno di voi, operatori della filiera turistica, di costruire una personale dashboard, ovvero uno strumento di analisi costante che, alimentata di volta in volta a seconda dei vostri interessi, vi potesse consentire di organizzarvi e di orientarvi sul mercato in modo efficace. Orientarvi sul mercato in modo efficace significa avere quegli strumenti minimi, quei dati di base che possono essere utili per capire su quali mercati scommettere, quali mercati stanno diventando performanti e quali mercati ci potranno accompagnare nel futuro. È evidente che tutto ciò che è successo ha un po' stravolto l'origine di quei dati e ha un po' stravolto anche il loro senso, però noi proviamo a ripartire esattamente da lì, da gennaio, e allora cerchiamo di darci sistema turistico che vengono pubblicati costantemente dalla Regione Sardegna sul sito dell'Osservatorio Turistico grazie all'elaborazione di dati raccolti tramite il sistema SIRED. Ecco allora che questo database consente ad ognuno di noi in modo gratuito di poter accedere ai dati turistici di arrivi e presenze nelle strutture turistiche, ricettive, alberghiere ed extraalberghiere della Regione Sardegna. E allora tutti questi dati ci devono servire sempre per avere consapevolezza di tutto ciò che si è mosso sulla nostra isola dal punto di vista turistico. Ricordiamoci anche la premessa che abbiamo sempre fatto. Siamo fortunati ad essere su un'isola perché i dati turistici li possiamo monitorare oggettivamente, ovvero tramite i varchi d'ingresso, come ci raccontava prima il collega Fancello, possiamo individuare gli arrivi tramite porti e aeroporti e avere la consistenza esatta di tutti coloro che si sono mossi da e per l'isola. E allora dentro questi dati noi possiamo individuare anche coloro che hanno contribuito allo sviluppo del nostro sistema turistico acquistando il prodotto turistico Sardegna e poi permanendo nella nostra isola per una o più notti, ovvero hanno contribuito ad alimentare le presenze. Da questo punto di vista noi abbiamo un dato preciso di partenza, abbiamo la slide numero 7 che ci aiuta ad identificare immediatamente
qual è la consistenza di un dato importante per il nostro sistema turistico, il turismo interno. Infatti in questo periodo di Covid si è fatto un gran parlare di necessità di valorizzare il turismo interno. Lo ha fatto l'Italia rispetto a tutti gli italiani che lo scorso anno sono andati in vacanza all'estero, ma lo fanno anche le singole regioni per capire qual è il potenziale dei loro turisti interni che si muovono e che alimentano la nostra economia. Ecco allora che il dato che vi presento con la slide numero 7, che dovreste vedere in linea tra qualche minuto, è il dato che ci consente di capire esattamente di quali numeri parliamo. Infatti nel 2018, come potete vedere, i sardi che sono andati in vacanza all'interno della loro isola sono 537.149, un numero importante che già posiziona il nostro turismo interno tra i benchmark di mercato, cioè tra tutti quei mercati di generazione di flussi turistici che regalano alla nostra isola un motivo per aumentare la propria economia. Ecco allora che davanti a questi numeri legati agli arrivi abbiamo una presenza per oltre 1.200.000 notti. Ciò significa che si è sviluppato un indotto che ha consentito ai sardi di essere il secondo mercato per movimentazione turistica a livello nazionale. Ecco che dal 2018 arriviamo al 2019, il 2019 ci ha regalato ancora un incremento di questi numeri e sul 2019 vediamo che c'è una crescita, è una crescita dell'86% in termini di presenze, ovvero del 3,55% in termini di arrivi, cioè di soggetti che si sono mossi all'interno della Sardegna. Questo ci lascia ben sperare, perché in un momento in cui è difficoltoso arrivare in Sardegna, ma nonostante questo vediamo delle aperture, ce le raccontava prima l'ingegner Pippo Bello, così come Lucio Murru, sapere che ci sono tanti sardi che amano la loro isola e che alimentano il nostro sistema turistico ci lascia ben sperare. Ecco allora che, come diceva il collega Fancello, avremo modo di approfondire nei prossimi appuntamenti tanti altri numeri, tante altre curiosità, tanti altri elementi che ci regaleranno le opportunità che potremo cogliere su questo mercato anche in un periodo così complesso. Bene, partiamo da questo dato, è una sicurezza per noi, dobbiamo lavorarci molto e allora questa opportunità va gestita. La comunicazione turistica diventa fondamentale, lo abbiamo sentito prima dall'intervento di Fontana, ma è fondamentale capire non soltanto qual è l'opportunità legata al turista, ma è necessario capire qual è l'opportunità legata a un turista che ci deve accompagnare per lo sviluppo dei prossimi mesi, perché infatti una cosa è sicura: i dati sul turismo interno, come tutti gli altri dati nazionali e quelli che ci auguriamo di avere per i prossimi appuntamenti in base all'andamento degli arrivi con aerei e navi, ci faranno capire se c'è una tendenza nuova sui mercati oppure se possiamo ancora parlare di conferme di affezione da parte di mercati storici, in particolare la Germania, che viene monitorata attentamente e che sarà oggetto anche degli approfondimenti odierni, per comprendere se a fronte di quei mercati che ci hanno storicamente amati abbiamo anche qualche novità. Bene, coglieremo insieme queste novità e ci prepareremo a cogliere nella prospettiva di non fermarci magari a settembre con un sistema turistico prettamente marino-balneare, ma di cogliere tutte queste novità per proiettarci in un futuro che magari è fatto di un turismo, iniziare da quello interno, che ci accompagnerà per tutto l'anno. Con queste prime informazioni possiamo lasciarci con l'idea che non soltanto avremo il piacere di condividere altri 4 appuntamenti, ma che ognuno di voi, come sempre è successo nelle scorse edizioni, potrà inviare delle mail per chiedere delle curiosità specifiche e sarà un piacere potervi rispondere puntualmente con dei dati. Ci prepariamo e alla prossima occasione. Grazie Lucio. Grazie Antonio, grazie anche per la sintesi, che è veramente utile in una giornata come questa nella quale stiamo rincorrendo il tempo. Abbiate pazienza per tutti questi problemi tecnici, oggi è veramente il numero 0, vi promettiamo che dalla prossima volta le cose saranno certamente più facili, più immediate e più dirette. Abbiamo un ospite a sorpresa in collegamento telefonico. Adesso si avvicina a Maria Assunta, sì. Viene anche Silvio, si accomoda qui. Abbiamo un grande giornalista, una persona che è un grande amico della Sardegna, uno scrittore, una persona che abbiamo amato. Beppe, buonasera. Buonasera. Abbiamo Beppe Severnini. È un grande piacere averti con noi. Abbiamo visto con grande piacere, stamattina ti dico anche che è successo, il mio AD che è qui a fianco, il ingegner Pippo Bello, mi ha mandato il link ed è stata una grande sorpresa, una bellissima sorpresa.
Ti ringraziamo davvero per questa cosa che hai fatto, perché è un omaggio alla Sardegna, un grande atto di amore per la Sardegna. In questo momento veramente è una di quelle cose che ci apre il cuore, quindi è un grande abbraccio che ti mandiamo qui dalla Sardegna. Io veramente non merito tanta gratitudine. Sono convinto che ci sono momenti in cui il giornalista deve fare un passo indietro, bisogna scrivere più col cuore che con quel pezzo era più poetico che giornalistico, ma va bene così in questo momento, perché secondo me questa polemica stava prendendo una piega che non mi piaceva e la trovavo non solo assurda ma offensiva, però queste cose bisogna fermarle in tempo e diciamo le abbiamo fermate facendo una barriera di cuori. Mi piace. Bellissima anche questa, certo. Ti vuole salutare anche il nostro amministratore delegato. Certo. Dottor Severgnini, sono Pippo Bello, buongiorno, sono l'amministratore delegato della GEAS dell'aeroporto. Piacere conoscerla. Grazie a lei, volevo anch'io ringraziarla per quello che sta facendo per la Sardegna. Per fortuna ci pensa lei, noi mettiamo le barriere, invece lei le distrugge, e questo non ci fa altro che piacere. L'ho detto in televisione, anche sul giornale, l'ho spiegato, sono entrato nei ragionamenti, ho detto che essere un'isola per voi è costituito soprattutto uno svantaggio, è inutile di fare la storia che voi sapete a memoria, ma la so anch'io. Diciamo, dall'unità d'Italia in poi è stato uno svantaggio, in un caso come una pandemia è un vantaggio essere un'isola, inutile, e si è visto, quindi bisogna contemperare le cose, però i toni che sono stati usati erano sbagliati. Infatti, l'ho detto e lo penso, io conosco bene il sindaco Sala, in televisione non più di 3 giorni fa, gliel'ho detto, ma l'ha capito che il tono ha capito che ha chiesto scusa e quindi ma anche il vostro governatore, cioè non è il modo di impostare la faccenda. Questo è un parere mio, però come giornalista sono autorizzato, commentatore, a avere delle opinioni. Ero anche del parere che questo era già stato detto, cioè l'aspetto diciamo concreto della faccenda, che non è semplice, e ci volesse invece però un po' più di sentimento in questo momento, che potesse essere più potente che il ragionamento. No, assolutamente, è stato un raggio di sole davvero. No, e poi è cominciata tra l'altro con voi, questo lo sapete. Certo. Quindi l'idea mi è venuta perché io non faccio, venendo da voi, siamo andati via, Maria Assunta mi ha chiesto, quindi era nato, poi l'ho un po' adattato e sistemato, però l'idea dei motivi per tornare in Sardegna poi l'ho un po' adottata alle ultime vicende, però insomma c'è neanche una versione scritta sul mio forum di 40. L'abbiamo vista. In cui entro qualche particolare in più, qualche nome in più, insomma, però. Bene. D'accordo. Ma come si annuncia lì adesso? Dunque, noi guardi, siamo molto ottimisti perché adesso partiranno i nostri voli. Siamo partiti con solo i collegamenti da Roma e Milano, però adesso inizieranno quelli nazionali e poi dai primi di luglio ci sarà tutta la rosa dei collegamenti internazionali. Certo. Le compagnie sono molto sul pezzo e non vedono l'ora anche loro di partire, vedono nella Sardegna una grossa opportunità di ripartenza e sperano anche di estendere la stagione. Certo. Rispetto ad altri luoghi di vacanza, io la conosco, come voi sapete, molto bene, e quindi io non, cioè se uno veramente vuole andare a schiacciarsi su una spiaggia, Arena Bianca, Santa Teresa, deve farlo di proposito, perché se no può andare posso dire 10 spiagge al nord che sono dove sta da solo anche a Ferragosto. Ecco, ma io spero che questa situazione dia la possibilità anche di scoprire l'interno della Sardegna, che lei conosce senz'altro. Avete visto che nei motivi non ho fatto tanto marino, esatto. E ho cercato di spostare il trekking, Samugheo, Miana Sardo, San Sperate, cioè ho cercato di non fare una cartolina perché quello non si sa che è bellissimo, insomma. C'era un po' di tutto. Certo. Speriamo adesso che la regione,
perché in passato sotto diverse amministrazioni io a qualche assessore al turismo ho avuto anche occasione di dirlo, ho detto io non sono il Vate, ci mancherebbe, però faccio questo mestiere, lavoro su tanti strumenti, dal giornale alla rete, alla televisione, alla radio, in Italia e all'estero, e un parere posso darvelo e ve lo do, anzi se non me lo chiedete, sì, è di fare alcune amministrazioni, ma più o meno tutte, hanno fatto delle promozioni della Sardegna, non tutte, però qualche volta erano un po' oleografiche. E, cioè non basta mettere una bella spiaggia o una bella ragazza in costume tradizionale, è importantissimo, però devi spiegarla. Se la mettevo io nei miei motivi funzionava, sai che l'ho messo delle donne sarde, vero Maria Assunta, sì, che comandate voi, però ecco che in questo momento, se hanno capito l'umore di quello che ho cercato di fare, non voglio allargarmi, perché il mio è solo una roba d'affetto, il messaggio dovrebbe essere questo nella promozione, cioè noi siamo cioè gli amici si riconoscono nei tempi difficili, ecco, voi per noi e noi bello, per voi, secondo me il ragionamento è questo qui. molto bello. Un altro tocco di cuore nel suo ragionamento, bravo. No, sì, ma se lo facciamo noi al telefono è bello, ci salutiamo, fa piacere anche a me, però adesso è il mese fondamentale nella comunicazione. Io non so, e non mi riguarda, cosa ha intenzione di fare, però qualche volta ho visto cioè questo non è un anno normale, se tu fai una comunicazione tradizionale, secondo me è già un errore, per esempio. Esatto, certo. Questo è un parere comunque. Certo. Va bene, comunque grazie per avermi chiamato. Va bene. Grazie a lei, dottore. Davvero grazie per tutto quello che stai facendo. Un'ultima domanda, se io domani volessi venire in Sardegna, cosa che temo di non poter fare, le ultimissime regole quali sono? Cosa devo fare? Iscrivermi sul sito della regione? Sì, bello. Vorremmo saperlo anche noi. No, scherzo. No, adesso bisogna solo registrarsi e poi sul sito della regione? Sul sito della regione. Modulo, sì. Sì. Ancora non è pronta questa famigerata app, c'è un modulo sul sito, si compila, è tutto lì. Diciamo benissimo, che è abbastanza semplice, dai. Se fanno venire anche noi con Crema, Cremona, Lodi, mi sa che fanno venire tutti. Sì. Saluti e grazie alla telefonata, ha fatto piacere. Grazie, a risentirla. Grazie Maria Assunta, grazie a Beppe Severnini. Riprendiamo la linea e andiamo velocissimamente da Joseph Eyark, il nostro guru del Destination Management. Joseph, a te la parola. Joseph, forse Non ti sentiamo, il microfono è disattivato. Microfono, Joseph. Ok, vedete lo schermo adesso? Sì, perfetto. Ok, perfetto. Allora l'impostazione la giriamo e vediamo. Ok, perfetto. Bene, innanzitutto ribadisco, grazie per l'invito della GEASAR a continuare in qualche maniera la strada che avevamo già intrapreso del call to action. Il professore Fontana ci ha raccontato un po' che cosa dobbiamo comunicare e come dobbiamo comunicarlo. Però qui c'è un elemento fondamentale che dobbiamo cominciare a capire, quali sono le preoccupazioni dei nostri potenziali clienti. E quello che abbiamo tentato, che tenterei in questo momento di farvi a partire dai diverse analisi che noi stiamo facendo, è fare un po' la fotografia dei turisti, delle sue preoccupazioni, delle sue nuove motivazioni e di quello che accadrà. Allora partiamo dal fatto che dopo il lockdown è arrivato il famoso day after, cioè quando teoricamente partiamo alla normalità, ma nel turismo che avremo questo anno non abbiamo normalità, ci sono troppe anormalità, il mercato è cambiato, la domanda è cambiata, la offerta è cambiata, abbiamo molta meno offerta, alberghi chiusi, operatori che non sappiamo ancora se apriranno, eccetera, ma una certezza chiara che è quella che avremo meno turisti, vedremo il perché.
con un scenario che sarà segnato da molte criticità per quanto riguarda la domanda, criticità per quanto riguarda l'offerta, le criticità che avremo in come gestire tutto, perché le nuove, diciamo, i protocolli, le norme, eccetera, ma anche le misure che dovranno in qualche maniera avere in mente e rispettare i nostri clienti, i nostri turisti, ovviamente ci portano a grandi criticità. Andiamo a analizzare gli scenari del recupero. Gli scenari ci dicono che lo scenario ottimistico è che cominci a arrivare per la Sardegna un flusso, diciamo, consistente di turisti già a metà di giugno, lo quale ci permetterebbe andare a chiudere l'anno con una ipotesi di almeno vicino al 50% del turismo che avremmo potuto avere. Se però questo non accade e la stagione veramente riparte a luglio, beh, ci troveremo che sicuramente avremo una crescita minore, ma magari per volume di presenze riusciamo a recuperare. Ma se purtroppo, questo sarebbe lo scenario moderato, se purtroppo partiamo con l'attività, diciamo, in modo consistente in agosto, ci troveremo che chiuderemo l'anno sicuramente con un livello del 25 al 30% di quello che teoricamente avremmo potuto avere. Quello per quanto riguarda la domanda, vediamo però l'offerta. L'offerta è che si inizia a luglio questo movimento, in realtà avremo probabilmente fra un 40, un 50, 60% degli operatori realmente operativi. Significherà che il 50%, grandi numeri degli operatori, o non apriranno perché non conviene, perché non se la sentono, perché non hanno risorse, o anche perché tecnicamente sono falliti. Se però andiamo nel mese di settembre, cioè se la stagione andasse molto male, la situazione avremo una situazione di disastro assoluto nel settore. Cosa dobbiamo aspettarsi dalla ripresa? Beh, una crescita graduale, questa è la realtà, con ipotetiche diciamo, restrizioni locali dai punti di partenza, i famosi focolai. Dobbiamo considerare però anche una cosa, la concorrenza, gli accordi che diciamo sotto banco ci sono fra diversi paesi per favorire in qualche maniera i flussi turistici, ma anche avremo la riduzione dell'offerta e soprattutto per il futuro una riduzione a catena nell'amministrazione e meno disponibilità economica a causa di minori tassi di soggiorno, eccetera, eccetera. Pertanto andiamo a vedere qual sarà la situazione dal punto di vista in questa nuova normalità diciamo dalla domanda dei turisti. Allora, noi avremo una domanda ridotta al 50% fondamentalmente. Vedremo dopo il perché. Con una minore permanenza media, la permanenza media che più o meno si sta vedendo in questo momento sta sui 3-4 giorni. Con una minore capacità di spesa, cioè si prevede più o meno che diciamo, quello che spenderanno i turisti nelle sue vacanze andrà da un 20 a un 30% in meno di quello che avrebbero speso nel 2019, con una concentrazione sul mercato domestico, ma anche, e questo è importante, una grossa crisi di fiducia da parte del turista, diciamo, su tutto il sistema in qualche maniera. Ma anche, lo vedremo dopo, nuovi comportamenti dei turisti nella destinazione e l'apparizione di nuove abitudini di consumo turistico, con ovviamente una notevolissima riduzione del turismo internazionale. Ma guardiamo noi, gli operatori, l'offerta, qual è la nostra situazione? Minore attrattività, perché avendo meno offerta, meno operatori, meno servizi, eccetera, e anche per le limitazioni di gestione, abbiamo una minore attrattività, dove vedremo pian piano che le aperture saranno progressive, con un sistema economico in qualche modo con carenza di ossigeno, con bisogno di liquidità, con una riduzione, questo molto importante, della capacità, diciamo, con le limitazioni che si devono applicare, volume di persone, clienti, eccetera, avremo una contrazione del fatturato che andrà in qualche maniera a scontrarsi con un incremento per quanto riguarda i costi in tutto quello che è la gestione dell'operatività. La idea è semplice, il tempo che si utilizzava per fare la pulizia delle camere, eccetera, ovviamente sale notevolmente, pertanto più costi, più personale, eccetera, eccetera. Detto questo, andiamo a vedere il mercato. Abbiamo un mercato monco. Questa è un'analisi molto interessante fatta di SVG che ci dice, questa è un'analisi di fine mese maggio, pertanto è abbastanza recente. Mercato italiano, il 32% degli italiani dice che farà vacanze brevi, ma vicino alla sua città.
un 29% lo ritiene abbastanza probabile, un 39% però ha in qualche maniera la volontà di andare a fare vacanze, diciamo, brevi, ma fuori dalla sua città. Un 65% pensa però di non fare vacanze di 7 giorni, diciamo, in luoghi vicini. Pertanto avremo una domanda fondamentalmente incentrata in vacanze, diciamo, fra 3-5 ore, tempo di percorrenza per quanto riguarda il suo punto di residenza. Come cambierà questo turista? Beh, questo è importante, vediamo che fine maggio un 20% degli italiani diceva, l'ultima che mi è arrivata questa mattina, vi dico questo è salito, siamo già al 25%, cioè un 25% degli italiani ha voglia assoluta di fare una vacanza. E però c'è un problema, il 57%, il numero è esattamente stabile nel dato che mi è arrivato questa mattina, dice che vuole fare delle vacanze, ma che prima di decidere dove andare e se fare o non fare, aspetterà a decidere. E questo ci porta a un elemento che vedremo dopo, che è quello del last minute che caratterizzerà la situazione. Se andiamo a vedere il mercato internazionale, questa è un'indagine che abbiamo fatto recentemente in collaborazione con Edelman, vediamo che gli stranieri dicono, la stramaggioranza come vedete, che pensano di andare all'estero da 2 a 3 mesi dopo del loro lockdown, cioè dal momento nel quale finiscono le loro restrizioni. Come sappiamo ancora ci sono un sacco di paesi dove ci sono delle restrizioni, mentre che abbiamo anche una percentuale molto elevata di gente che mi sta dicendo che andrà da 4-5 mesi. Vuol dire che purtroppo, qui stiamo parlando a livello italiano, non Sardegna, a livello italiano ci dice che fondamentalmente il traffico internazionale fondamentalmente si sposterà verso il 2021. A questo ci aggiungiamo a questa ripartenza. C'è l'unica certezza che oggi abbiamo è che sarà un processo molto lungo. Diciamo che le opzioni o le valutazioni positive ci danno di ritornare ai livelli 2019 a fine del 2021. Ci sono ovviamente delle riflessioni prospettive ancora più negative, però in questo caso concreto ci fermiamo in quella più positiva. Punto importante, il turista è cambiato, ma soprattutto le sue motivazioni. Quali sono, le cose più banali con le quali dobbiamo ricominciare a fare i conti con i nostri clienti per la prossima stagione? I turisti vogliono fuggire dall'agglomerazione, dopo vedremo con più dettaglio che cosa vuole dire questo. Il turista vuole fondamentalmente ragionare, fare delle vacanze individualmente o con il nucleo familiare, eccetera. Pertanto il turismo di gruppo diciamo che purtroppo si vedrà subito molto molto penalizzato, ma quello che il cliente cerca è certezza. Certezza e rassicurazione. Come vedete lo ha capito molto bene EasyJet, che dove la sua comunicazione è esattamente quello, non importa l'ora, quello che ti stanno dicendo è che la sua preoccupazione è la tua sicurezza come cliente, perché la caratteristica generale del nostro turista oggi è il timore. C'è timore in qualche maniera, nuovi focolai, essere contagiati, problemi, eccetera, eccetera. Pertanto il turista chiede rassicurazioni, vuole essere assolutamente certo che si applicano tutti i protocolli e le misure per la sua sicurezza. E questo ci porta anche a una caratteristica che ovviamente la Sardegna potrebbe sfruttare, che è quella che stiamo passando dal turismo iperconnesso, cioè a quello che siamo tutti noi, collegati perennemente con le smartphone, Facebook, email, eccetera. Quello che ha prodotto in qualche maniera il Covid è stato un eccesso di afflusso informativo. Pertanto una delle domande importanti è fare la vacanza in luoghi o assolutamente non connesso. Dal punto di vista della comunicazione dobbiamo tener conto che, come diceva giustamente anche Beppe Servagnini, il Covid ci ha portato un incremento notevolissimo dell'utilizzo. Io dico che abbiamo fatto tutti un stage accelerato per quanto riguarda ai social e al digital, pertanto il mercato si è spostato fondamentalmente nell'ambito online, considerando anche che avremo questa
attitudine del mercato, utilizzo, voglio dire che i consumatori, i clienti stanno continuando a mantenere la sua attività digital e social, seppur siamo usciti dalla logica del lockdown. Pertanto cominciamo a ragionare su quali destinazioni avranno più possibilità. Partiamo dalla premessa che avremo delle limitazioni nel viaggiare, costi, prezzi, misure, eccetera, eccetera, ma c'è anche un elemento importante, la paura delle persone per essere a fianco a altre persone sconosciute. Questo ci porta a che una delle caratteristiche della proposta turistica italiana, che sono quelle degli eventi, l'animazione, eccetera, deve essere rivista, perché soprattutto non soltanto per le misure di sicurezza, sino perché le dichiarazioni, i commenti, vedremo dopo con dettaglio questa informazione che abbiamo ottenuto, i clienti, se i turisti dicono che non sono più di tanto interessati a partecipare a eventi, eccetera. Questo ci porterà a che ovviamente saranno privilegiate le destinazioni, diciamo, vicine dal punto di vista sia muovendosi in macchina come anche in aereo. Il tempo massimo dal punto di, diciamo, di percorrenza per quanto riguarda l'aereo che abbiamo rilevato sono 2 ore e mezza, 3 ore. Ma anche saranno sicuramente privilegiate quelle destinazioni dove la pandemia non sia stata molto intensa. Andiamo a vedere quali sono le motivazioni per le quali hanno dichiarato i turisti che vogliono fare, diciamo, vacanze in questo 2020. Vediamo che un 30-40% la motivazione è prendersi cura di sé, di se stessi, perché ovviamente siamo usciti tutti molto provati, c'è un alto livello di stress. Questo ci ha portato a nuove priorità che sono la sicurezza, l'igiene e la pulizia, ma lo approfondiremo fra qualche minuto. Un 20-25% è il semplice riposarsi, un 30% dichiara fondamentalmente il divertirsi, ma c'è una componente di un 20% che ha, diciamo, un atteggiamento, una motivazione più, diciamo, olistico, spirituale, ma anche e soprattutto, e questo è un elemento interessante, un 10%, il fatto diciamo, di essere stati confinati lontano dai suoi o congiunti, familiari, eccetera, eccetera, la motivazione della vacanza è quella di prendersi cura degli altri membri della famiglia. Pertanto partiamo dalla premessa che il Covid è stato uno shock. Noi dobbiamo ragionare sul fatto che in realtà da adesso in poi, perché il problema non è il 2020, o meglio detto, non è soltanto il 2020, sino anche il 2021. Pertanto dobbiamo ragionare in quello che era prima del Covid e il turismo, questo, diciamo, spazio vuoto che abbiamo vissuto in questi mesi e il turismo che verrà, che sta già cominciando a venire. Qui c'è un elemento importante, il mercato sta cambiando, le motivazioni da parte dei turisti per fare le vacanze sono più profonde di quelle che erano prima, ma soprattutto ci sono dei cambiamenti importanti. La criticità che noi avremo come operatori è che la rigidità del nostro sistema, del modo nel quale lavoriamo e del modo nel quale strutturiamo la nostra offerta è molto rigida e farà probabilmente molta fatica adeguarsi a quello che diciamo sono i nuovi trend della domanda. Allora noi abbiamo voluto capire quali sono i trend, abbiamo fatto una indagine, abbiamo mandato 1200 questionari, ci hanno risposto 800 errotti da diversi paesi, Italia, Germania, Francia, Spagna, Olanda e Inghilterra, fondamentalmente per capire qual è il comportamento, quali saranno i fattori o gli elementi diciamo ai quali daranno valore, come pianificare la vacanza, per capire come si deve di comunicare e come si deve di commercializzare. Primo elemento importante, c'è una certezza. Il 75% dei turisti dice che prima di decidere vuole molta più informazione o prenderà in considerazione molta più informazione di quella che considerava prima del Covid. Che tipo di informazione? Joseph, ti chiedo per favore di andare a concludere. Vado veloce. Andiamo ai dati interessanti. Risultati. Noi abbiamo diviso questa indagine che vi dicevo con 867 risposte, abbiamo profilato 4 tipologie di cliente, le coppie, le famiglie, i senior e i giovani. Come cercano ispirazione, come ricercano informazione? Le coppie, come vedete, un 20% sono raccomandazioni di amici conoscenti, un 15% è Instagram, Google ha un peso importante, le ricerche con le parole chiavi attraverso dei motori di ricerche,
un 10% i blogs, mentre che tutto quello che è, diciamo, suggerimenti di riviste, film, eccetera, arriva al 18%. Cambia un po' quando arriviamo con le famiglie, perché ovviamente le raccomandazioni salgono, siamo al 30%. Guardate, in questo caso l'influencer è risicabile, è un 2% minimamente, Google passa a essere il secondo con un 18%, seguito di tutto quello che sono i blogs. Se analizziamo i giovani, le raccomandazioni hanno un peso importante ma minore. Qui entra in gioco fortemente Instagram, ma anche Google, così come anche i blogs e tutto quello che è l'ambito dei social con un 13%. Quando andiamo sul senior e il baby boomer, in questo caso concreto la raccomandazione è importante con un 30%, mentre che in questo caso, diciamo, l'ispirazione viene data da articoli, riviste, film, serie TV, eccetera, eccetera, per andare a cercare informazione su tutto quello che è l'ambito dei blogs. Ha relativamente poca importanza, un 7%, tutto l'ambito social. E quali sono i fattori di scelta? Qui c'è delle novità importanti. Nel caso delle coppie, la saturazione, cioè il fatto che la destinazione non sia affollata o satura. Vediamo che è estremamente importante, con 9 punti, le misure sanitarie che si applicano e che sono vigenti nel territorio, per arrivare alla igiene specifica del ristorante piuttosto che dell'albergo, eccetera, eccetera. Il lusso nel caso delle coppie ha relativamente poca importanza, il prezzo però ha una certa importanza, come vedete siamo a un livello 7. Un aspetto interessante che si ripete è che uno dei fattori diciamo, di richiesta per la scelta è fondamentalmente la varietà di esperienze e attività che si possono fare nella destinazione. Nelle famiglie c'è una differenza, nel senso che non hanno tanti problemi sul fatto che la destinazione sia abbastanza affollata o più o meno di massa, e anche però molto importante, come vediamo, sempre le misure sanitarie, ma in questo caso concreto hanno moltissimo interesse, siamo a livello 10, tutto quello che sono le misure e protocolli che si applicano nei singoli servizi che loro utilizzeranno. Il prezzo è molto importante, così come anche la varietà delle esperienze. Sui giovani più o meno abbiamo la stessa impostazione, qui cresce leggermente la varietà delle esperienze, mentre che se arriviamo ai senior ha meno importanza il fatto che le destinazioni siano affollate con tanta gente, eccetera. È importante, ma in qualche livello minore alle anteriori, le misure sanitarie, ma si mantiene fortemente la questione dell'igiene. Però in questo caso concreto il prezzo ha una importanza considerevole come fattore di scelta. Arrivati a questo punto andiamo a vedere il booking window. E questo mi spiace di essere portatore di brutte notizie, perché qui dobbiamo, se già eravamo abituati gli operatori turistici alla incertezza, diciamo, e anche al last minute, con il post-Covid entriamo nella fase del last second. Le coppie, il 15% delle coppie deciderà e prenoterà qualche giorno prima dell'arrivo e il 50% prenoterà fra 1 a 2 settimane prima dell'arrivo, un 30% procederà alla prenotazione entro un mese prima del suo arrivo in destinazione. Sulle famiglie il 10% per quanto riguarda il giorno prima. Hai ancora 30 secondi. Bene, allora mi fermo qua e basta, direi che su famiglia lo vedete qua, sui giovani siamo qua, senior, questo è il quadro della situazione, e direi che per quanto riguarda le tendenze per il 2021 le vedremo un'altra volta. Grazie. Scusate se posso fare una domanda a Joseph, se mi sente? Sì, ti sento, Robert. Ma che sei in una cabina già di viaggio in aereo? No, è esattamente il posto in un aereo. Stai andando in Sardegna stasera? No, non ancora. Accelerare perché sai che abbiamo dei tempi molto stretti oggi, avendo la diretta radio. Sembri veramente Robert, pilotando un aereo proprio. Ok. Grazie, molto interessante da parte mia, ho seguito con grande interesse. Lucio.
Lucio? Gianluigi, perché non approfitti di questo vuoto per fare un po' un commento di quello che hai sentito, così te Gianfranco Poco vi do la parola, possiamo... Robert e Gianluigi. Intanto abbiamo in linea il nostro amico Dirk. Hi Dirk, how are you? Yes, exactly. This is what I'm. Ancora un problema tecnico, perdonate. Are you ready? Dirk, can you hear me? Yes, I can hear you. I'm ready. I just had to talk to the interpreter. Sì, vi sento, adesso sono pronto a parlare per l'interprete, sono pronto. Very good, thank you. Welcome with us. It's a big pleasure for us having you with the great team of Sardinia Tourism Call to Action. It's my pleasure. I'm really happy to be with you. And I just followed the discussion on Facebook, and there I learned that I have to say one comedy too. You were a couple of years ago with us talking about the evolution of the German market. Now, after the pandemic of COVID-19, we have a couple of questions for you. The first is talking about the historical moments we are experiencing now. What is at the moment the German population propensity to travel? Well, first of all, I would love to be able to say that we are after COVID-19. In fact, we are not. Già dopo il Covid-19, ci troviamo in questa fase. In the end phase of the first wave, and we all hope, of Siamo course, nella that fase there will finale. be no second wave. As to the propensity to travel, it has dropped, la propensione a viaggiare, but it has not dropped dramatically. ma non un calo così drammatico. The last data we have are from mid-May this year. Da metà maggio quest'anno And there we see that abbiamo visto che the travel plans for the second half of 2020 have dropped by about 10 percentage le points. pianificazioni per i viaggi per la seconda metà del 2020. So 10 percentage points, of course, moves the market, but it's Quindi not il 100%. 10% delle persone hanno iniziato a muovere il mercato di nuovo. Andiamo verso il 100%, però But what we also see at the moment is that there is a much higher propensity for Germans to stay in the country and a not rimanere go. nel proprio paese e non andare verso i paesi esteri. Last week, by the end of last week, the German government has prolongated the travel warning 160 countries in the world, so people will probably not go out of Europe. Italy, of course, is not one of these countries because it's in Europe. So we see that the travel warnings from the German government will stop at the 15th of June. So from mid-June, people will be able to travel in Europe. I tedeschi saranno di nuovo viaggiare anche verso di voi.
So coming back to your questions, propensity has dropped. Quindi It has dropped a torniamo bit, but it will be alla domanda, la all second propensione si è third countries, fermata? in European Sì, countries, not so effettivamente much. sì, Market share of come Germany among the Germans in will rise. Germania Yeah. tra i tedeschi ovviamente sì, c'è stato un calo della propensione a viaggiare al di fuori della Germania. Okay, thank you, Dirk. A second question for you. Our question is related to the current image of Italy, and in particular of Sardinia, your country. Is it clear that Italy is substantially out of the COVID pandemic, or the perception is still of a dangerous country? Actually, we don't have data on In realtà that, non but abbiamo I dati can su questo. tell you a little bit about my Posso personal tentare di view spiegare qualcosa living in del this mio parere country. personale. It is very obvious to most È Germans that ovvio per Italy molti was right tedeschi in the che heart of the crisis. l'Italia And era al I would centro della say that crisi, ma most io people still direi heavily che molte connect persone Italy with COVID-19. ovviamente hanno collegato If anche that's l'Italia col also true for Covid-19. Sardinia, Questo is not può always essere perceived as being anche part of vero Italy, per but rather an la island, Sardegna, ma meno rispetto ad which altre belongs to parti the state of Italy. dell'Italia. I really cannot say. Io non For the posso moment, dire, I would non posso rispondere advise esattamente for alla you, domanda, ma the per island of per il Sardinia, momento, to per make quanto very clear riguarda la that you are, yes, a Sardegna, part of the state of Italy, but that you are not a part of che Italy. è parte dell'Italia, però sicuramente non è al centro del problema. So I would not say that Italy Non is being direi perceived as che a dangerous country, l'Italia but viene in the percepita come un paese pericoloso, ma per molte persone in Germania c'è una forte correlazione tra il Covid-19 e ovviamente l'Italia. So that would be my answer to your... Another question. Quindi questa è stata la risposta alla sua domanda. Sì. Yes, thank you. Grazie. Another question, Dirk. Which communication efforts on the German market do you rate could be effective for promoting Sardinia destination? Well, of course, you have your communication on the voi natural and avete i mezzi di cultural assets of the island. comunicazione, come That's what you always do. ovviamente Obviously, it sapete, is crucial ovviamente at the moment al momento to stress a questa è una lot cosa critica. that you and your hosts on the island cercare are taking di measures to make stabilire sure that comunque we can travel safely. il rapporto di fiducia tra l'ospite e voi. Io credo che bisogna cercare di trasmettere il messaggio per superare questo punto cruciale. In Germania abbiamo degli hotel in cui abbiamo delle regolamentazioni molto severe sul distanziamento sociale. La distanza minima è di 1,5 metri in questo momento in Germania e naturalmente le compagnie aeree non saranno in grado di mantenere queste distanze e quindi io che viaggio con gli aerei vedo che questo è un problema critico al momento. During the air travel and also at the airport, checking in, checking out, doing security checks. Quindi il problema è rispettare le misure di sicurezza sia durante il viaggio all'interno dell'aeroplano che in aeroporto. Questo è il problema cruciale. Quello che potete fare voi
perlomeno in aeroporto, quando le persone arrivano, che non ci deve essere assembramento. Bisognerebbe cercare di rispettare queste misure, almeno 1,5 metri, per esempio, per i viaggiatori tedeschi che sono abituati a queste normative. Anche i ristoranti, le attività all'interno dell'aeroporto devono rispettare le stesse normative, devono essere assolutamente consapevoli di quelle che sono le misure anche applicate da noi, perché questo è quello che si aspetta il turista tedesco. Naturalmente non è un motivo per andare in Sardegna, cioè il fatto che la Sardegna sia una meta sicura non deve essere l'unica ragione, ma ovviamente si va anche per la natura, per il paesaggio, però questo è un punto veramente cruciale, rispettare le normative. Di nuovo, al momento io direi che la Sardegna è piuttosto distante dalla penisola italiana, dalla terraferma, per cui si viaggia in sicurezza. Okay, thank you, Dirk. This is a very good news for us. Let me say another thing. From the social networks, we have some question about your interview. One of them is, could you please indicate 3 actions to implement immediately? I mean, channels, actions to improve the image of Sardinia. You think that talking about active tourism, nature, could be a good idea, or is better to think that the sun, the 3S, sun, sea, and sun, sea, and the right answer to the German people thinking to come in Sardinia? Well, obviously you cannot convert someone who wants to have a sun and beach holiday into someone who is now qualcuno che ha l'idea di venire in Sardegna per le spiagge, non lo si può convertire, convincerlo ad andare nella natura. Le persone da noi non vogliono, che vogliono quel tipo di vacanza, sole spiaggia, vogliono andare sulla spiaggia, e quindi bisogna essere certi che loro siano certi che c'è un distanziamento, che ci siano le distanze sicure per stare sulla spiaggia. Naturalmente devo dire anche che in questo momento le persone, più che prenotare gli hotel per la loro vacanza, prenotano le case perché si sentono più sicuri. Perché anche come tipo di alloggio si presta meglio a un'organizzazione individuale, anche per quanto riguarda il fatto di il vitto, il fatto di mangiare, possono organizzare il loro cibo e i loro pasti. Io voglio ribadire ancora che la cosa più importante è che il turista tedesco abbia la percezione della sicurezza, e questo può essere fatto attuando le misure di distanziamento che sono già in vigore da noi, quindi 1,5 metri. Quindi questo bisogna essere in grado di mantenere le misure di sicurezza. Thank you. Just a last question, Dirk. We saw a lot of research, a lot of studies about the timing to come back to the normality. Do you have some idea, do you have some studies or German research on this topic?
Yes, we do. Sì, sì, We ce are estimating at l'abbiamo. the moment Al momento that for stimiamo most parts of the tourism product, che we will be back to normal 2021 or 2022. che non sia possibile tornare alla But normalità prima del we also 2021 estimate that inoltrato, air ma ci travel sono will anche suffer a bit more. degli studi And the che reason for dicono that che is si that può we have viaggiare, a però growing sense for sustainability over the bisogna last cercare decade. di avere And un'alta this now falls together with concezione della the sostenibilità. COVID-19 situation and the Ovviamente questo impossibility è to una meet diretta this conseguenza 20% della on board an airplane. So we Covid-19, estimate quindi that air travel dobbiamo will lavorare sul not go concetto di down, but that the growth we sostenibilità. saw during the last È quello decade che will slow a è la little bit. tendenza, è stata la tendenza But apart from negli ultimi that, decenni. if La there is not a sostenibilità, il second turismo or third sostenibile, wave even, we estimate that forse è for stata la inland prima, se tourism non we'll il secondo be back fattore. to pre-COVID Il levels in turismo forse 2021 tornerà ai and livelli travel pre-Covid-19 nel 2022. 2021, inoltrato anche 2022. Thank you, Dirk. It's my pleasure. Thank you very much. It's stato been un a piacere. very pleasure to hear again from you. We hope to have again in Sardinia this summer. What do you plan for your vacation? For my vacation, actually, Per I le mie had vacanze, planned io a ho bike già tour pianificato from here qualcosa, to Gothenburg in Sweden through un Denmark. giro in bicicletta in This will not be Svezia, possible partendo because dalla Denmark Danimarca, has a minimum stay of 6 però nights. And Sweden means in that if I Danimarca would travel to Sweden right now, as soon as I would come back, I would have to go to quarantine for 2 weeks. So I quindi canceled that, and I also potrò reduced stare my meno holiday in Danimarca to e potrò, actually però è stato stabilito che si deve fare una sorta di quarantena, quindi non si può tornare prima di 2 settimane dalla Danimarca per andare in Svezia, quindi bisogna rispettare questi tempi e dovrò prolungare la mia vacanza. Thank you, Dirk. Thank you again. Grazie Thank you, it davvero. was my Ti pleasure. aspettiamo ancora in Sardegna. Grazie a voi, è per la stato un prossima piacere estate. per me. Direi che possiamo far intervenire il nostro Gianluigi che ha aspettato in religioso silenzio il suo momento. Gianluigi, dacci un feedback, cosa sta succedendo sui social, quali sono le parole chiave, come ti è sembrata questa prima giornata? Allora, ciao a tutti. Una giornata interessante, un sacco di tematiche che sono uscite fuori diciamo, dalla narrazione fino ai dati, alle strategie. Le parole chiave sono appunto storytelling, sono strategia, sono anche ritardo. Si è un po' ragionato se siamo forse in ritardo, siamo sempre in ritardo comunque, però forse ecco, un po' si immaginava una prontezza maggiore nel trovare strategie di risposta a questa emergenza. Poi anche Joseph ha tirato delle questioni interessanti come i fattori di scelta, la propensione al viaggio, Dirk sul tipo di alloggio. In generale quello che sembra insomma, come sintesi di tutto questo è che fondamentalmente senza strategia lo storytelling rimane solo una chiacchiera, quindi probabilmente bisogna ragionare dai trasporti fino alle strategie di prodotto per arrivare appunto al racconto in una strutturazione molto più ragionata, molto più progettata, ecco. Questa è insomma la sintesi che ho visto. Tanti commenti, tanti interessanti, noi ce li prendiamo adesso e magari li sfruttiamo anche per i prossimi incontri, per poterci ragionare su e dare risposte con chi ritornerà come Joseph, Gianfranco, Antonio, che ovviamente potranno spiegare meglio quello che
che oggi magari hanno solo accennato. Passerei a qualche considerazione di Robert ora. Eccomi qua, buonasera. Io vivo in Toscana, ma in questo momento sono in Costa d'Amalfi, per cui ho messo uno sfondo evocativo di dove sono. E sì, interessante, un po' il tema che esce anche nei commenti su Facebook, è il problema: siamo in ritardo, siamo in anticipo, si poteva fare di più, ma che ci vuole a fare, eccetera. Il problema è un po', mi rimetto a Lucio, a Gianfranco, che sono Antonio, che sono attori della destinazione, insomma, con dei ruoli e responsabilità. Il problema è sempre chi lo deve fare. Cioè, manca sempre questo pezzettino che è la singola trasmissione che c'è fra qualche cosa da fare e i tempi e le persone, i soggetti che devono essere prima individuati, che sono quelli che devono prendere le sollecitazioni anche da parte di operatori, associazioni di categoria, di chi volete, e metterle in pratica o no a seconda della capacità e la voglia di ascoltare, in sostanza. Questo è un grande problema, perché che non è soltanto in Sardegna, naturalmente, è il problema di non aver molto spesso individuato bene le relazioni fra le varie governance di un territorio, per limitarci a un qualche cosa che possa essere definito amministrativamente come una regione. Il chi fa cosa, con quale tempi di reazione, con quali risorse, con quale diciamo patrimonio umano può mettere a disposizione per. È come se ci dovrebbe essere una specie di task force, mettendone anche un'altra, insomma, oltre a quelle che ci sono, che però non sia attivata soltanto per la crisi, siano dei soggetti certi che io so. Gianfranco, se si parla di trasporti, con chi parli te se potessi parlare? Tiri fuori una cosa dove veramente ci vorrebbe un'altra trasmissione, ma certamente il ruolo istituzionale qui non possiamo non trascurarlo, e quindi c'è un ruolo di regia e di coordinamento che riguarda sui trasporti, che riguarda la parte infrastrutturale di scenario, dove il ruolo istituzionale ai vari livelli è fondamentale. E poi è chiaro che attraverso questi passaggi è necessario poi, insieme al ruolo istituzionale, coinvolgere però su processi che devono essere pianificati e non inventati lì sul momento e non improvvisati, ma ci devono essere delle regie. Quindi il ruolo della pianificazione, mi permetto di integrare alle parole chiave di Gianluigi che dava prima, il tema perché se non si pianifica adesso e se si continua ad operare in maniera assolutamente improvvisata, l'improvvisazione qualche volta ti va bene, qualche volta ti va male. La pianificazione perlomeno ha diciamo, il valore di poter capire quali sono le strade verso dove sto andando e quindi capire anche prima gli impatti. Però qui il ruolo istituzionale è essenziale. Però quello che almeno osservo io anche in altri luoghi che ho il privilegio di lavorare, di stare con loro, è che se queste cose vengono affrontate, io sto parlando anche a livello governativo centrale, insomma, in tempi di emergenza Covid, è un casino, ma un casino grosso. Cioè, nel senso, vai a tappare una falla e te ne si apre un'altra, perché non hai prima il quadro dell'ecosistema e del modello di intervento dell'ecosistema, sull'ecosistema. Non so Giorgio, perché io mi metto anche alla tua esperienza, insomma, è un problema che se le affronti le cose quando succedono le alluvioni, no? Si dice sempre che sarebbe meglio fare degli interventi sul dissesto idrogeologico, nel senso di lavorare sulle precondizioni. Quando si interviene, quando c'è l'acqua alta, è un vero casino, insomma. Sbaglio Giorgio? No, non ne sbagli. Il problema fondamentale un po' globale che abbiamo avuto in Italia è che in realtà abbiamo perso quasi un mese e mezzo, tutti fermi, soprattutto dal punto di vista dei mercati internazionali. Tutte le nostre destinazioni, anche a livello nazionale, diciamo, siamo spariti. I competitor
hanno cambiato il registro, hanno cambiato messaggio, hanno cambiato anche tipologia di comunicazione, ma hanno fatto delle strategie di comunicazione in qualche maniera per, diciamo, per mantenere il posizionamento. E il nostro problema generale, che lo diceva molto bene Gianfranco, noi non sappiamo programmare, la strategia non forma parte del nostro DNA. Siamo bravissimi a improvvisare, probabilmente improvviseremo molto bene nei prossimi mesi, e come dire, ci salveremo dell'acqua alta, però il problema fondamentale è che io sempre dico una cosa, mentre noi stavamo a livello governativo parlando, facendo, no, tutti assieme, eccetera, beh, le Baleari, che saranno i nostri ospiti nella prossima edizione, zitti, hanno fatto un accordo con la TUI. E pertanto il 15 di questo mese arriveranno i primi aerei con i turisti tedeschi della TUI. Cioè, il concetto fondamentale che noi dobbiamo considerare è che il turismo ha delle logiche, diciamo, complesse e vanno gestite, diciamo, in logica di visione strategica, che purtroppo da noi in generale, perché siamo un paese straordinario, la Sardegna è l'esempio più eclatante, e i turisti arrivano, non sappiamo ancora come. Io sempre dico grazie a San Turismo che ci protegge, però a noi ci manca tutto questo e pertanto, come hai detto bene tu Robert, corriamo sempre ai ripari, ma con una grandissima fatica, e ovviamente purtroppo questa volta, che dolente o nolente siamo in una situazione di guerra, lasceremo qualche morto e qualche ferito sulla strada. Anche perché, poi lascio a Lucio la parola e concludo il mio contributo. Gianfranco e Lucio, in sostanza, se tu devi agire sulle precondizioni, meglio di ora non c'era periodo per poter lavorare su quello che dicevamo, sistemi rinnovati, sistemi integrati di mobilità sostenibile, andare a toccare dei nodi, ma meglio farlo ora quando non c'è la gente in giro, però non sai neanche con chi parlarci. Cioè, il problema è questo, nel senso, sono qui in un territorio dove il problema è una determina dell'ANAS, un'ordinanza dell'ANAS sulla chiusura di una strada, e quindi si sta perdendo tempo sulla pozza d'acqua senza che ci sia un quadro d'insieme almeno monitorato, almeno visto dall'alto, dove in questi momenti era clamorosamente interessante poterci iniziare a lavorare, insomma, no? Che quando poi ci sono i turisti in giro con le macchine, i parcheggi non è che si possono ridisegnare, perché poi non so se mi spiego, insomma, voglio dire, nel disastro è stata un'occasione persa, non so da voi, ma in altre realtà così, insomma. Posso dire io una Bene, cosa? Andiamo a concludere. L'ultima cosa. A fianco a me il professor Usai. Ringrazio tutti coloro che si sono connessi. Abbiamo avuto spunti interessanti, certamente spunti molto interessanti. Vorrei dire una cosa in chiusura. Il titolo di questo gruppo di seminari è Reinventare la destinazione Sardegna, quindi vorrei chiudere con diciamo una speranza, con un orientamento a costruire qualcosa piuttosto che a lamentarci di qualcosa che non ha funzionato. Ciò che non ha funzionato è sotto gli occhi di tutti. Dopo il Covid probabilmente siamo quasi all'anno zero, dobbiamo riniziare a costruire. Credo che un po' sia anche questo lo spirito che condivido col professor Usai, cioè reinventare significa ripartire, significa rimboccarsi le maniche, significa ragionare di nuovo insieme. Sei d'accordo, Antonio? Sì, grazie Lucio, è stata una bella giornata perché siamo riusciti a concentrare tante idee ed avere tanti spunti, e proprio per quello che dicevi tu l'obiettivo è di guardare avanti, inutile guardare a quello che è successo. Abbiamo una grande occasione, questo è un laboratorio naturale, saranno 2 mesi nei quali ci confronteremo con i turisti che arriveranno, con la grande consapevolezza che saperli accogliere, saperli orientare verso
La Sardegna che è oggi e che sarà nel 2021 e negli anni a seguire una grande scommessa. Concentriamoci su questo, facciamolo prendendo spunto dagli altri 4 appuntamenti che abbiamo, raccogliamo le idee di tutti, oltre che dei nostri relatori, e facciamo la grande scommessa che altri non stanno facendo. Noi ci possiamo innovare e i turisti ci apprezzeranno in questa fase critica, ma ancora di più lo faranno quando nel 2021 e 2022 riusciremo ad accogliere il favore non soltanto dei turisti, che lo abbiamo visto con le statistiche ci hanno accompagnato negli ultimi anni, ma anche di tutti coloro che potranno scoprire la Sardegna. Questa è la vera scommessa e concordo con Lucio, bisogna concentrarci su questo. E allora appuntamento a tutti per fra una settimana, il 17 giugno alle 17. Mi scuso ancora una volta per tutti i problemi tecnici, consideratela una puntata zero in cui veramente abbiamo corso per cercare di organizzare una cosa. So che non ci siamo riusciti, che abbiamo avuto molte defiance, ma vi prometto che la prossima volta andrà decisamente meglio. Buona serata a tutti e davvero grazie per la vostra partecipazione.